Una bomba di mercato è appena esplosa e coinvolge il Napoli. E per poco non si è trasformata in un vero incidente diplomatico con la Fiorentina. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, portandovi sempre le notizie più recenti e rilevanti sul nostro club. Prima di addentrarci in questo tema pieno di tensione e colpi di scena, lasciate subito un like al video e iscrivetevi al canale per non perdere nessuna novità. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli è stato molto vicino a entrare in una contesa diretta con la Fiorentina per Simon Somma, centrocampista del Parma valutato circa 15 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva già preso contatti, studiando la possibilità di portare lo svizzero per rinforzare il reparto di centrocampo, esattamente nel profilo richiesto da Antonio Conte. L'idea sembrava prendere forza, ma le trattative tra Parma e Fiorentina erano già a buon punto, e qualsiasi passo falso avrebbe potuto creare attriti tra i club. Secondo il quotidiano, Manna avrebbe effettuato alcune chiamate esplorative, ma alla fine ha preferito fare un passo indietro in modo strategico per evitare che la situazione si trasformasse in una disputa diretta e potenzialmente in un problema diplomatico con la Viola. In un mercato così competitivo, a volte l'abilità non sta solo nel saper comprare, ma anche nel capire quando fermarsi per preservare i rapporti e preparare mosse future. Il caso mostra chiaramente come il Napoli sia stato attento, ma anche cauto, dietro le quinte. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli. Il club ha fatto bene a evitare questa contesa per Simon Somma oppure avrebbe dovuto spingersi fino in fondo per provare a prenderlo? Pensi che questo centrocampista sarebbe stato il rinforzo giusto per Conte? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, non dimenticare di usare il Super Thanks.